Monteballoni si presenta ufficialmente al popolo di Gavorrano. Il Gavorrano, quali sono le aspettative della vigilia, le sensazioni, le emozioni? Le aspettative diciamo, sono buone, siamo convinti di aver fatto un bel lavoro di preparazione della squadra, vogliamo onorare il nostro sponsor, il nostro patron, la famiglia Manzi, vogliamo avere tifosi vicini e una società in crescita. Queste sono le nostre ambizioni e fare un bel campionato. Magari qualche tifoso in più allo stadio. Sì, mi sembra che anche le partite amichevoli hanno evidenziato un po' questa tendenza. La squadra sta giocando bene, quindi speriamo che nasca qualcosa di positivo. Si potrà contare per richiamare i tifosi anche sul dualismo con il Grosseto, che ormai pare cosa certa, no? Questa è una cosa bella che a noi grossetani fa piacere, quindi penso che Gavorrano sia un grande onore giocare contro il capoluogo di provincia, però noi sappiamo che abbiamo fatto un percorso molto lineare, molto limpido, quindi siamo consci della nostra forza. Salvarsi il prima possibile è l'obiettivo primo. E lo si è detto un punto in più dell'anno scorso. A presto.